Presente e futuro dell'agricoltura nazionale e regionale, viste dall'estero, dal governo e da Forza Italia. Questo è l'obiettivo dell'incontro di sabato prossimo a Vittorio Veneto, organizzato dall'ex presidente della Commissione Agricoltura in Senato, Giampaolo Vallardi. Sabato 2 dicembre a Vittorio Veneto, Collegio San Giuseppe, parliamo di agricoltura, c'è il ministro degli esteri Antonio Tajani, Forza Italia, soprattutto per quanto riguarda l'export. Questo momento difficile con due guerre, capiremo l'importanza del futuro dell'agricoltura italiana e chi più del ministro degli esteri può darci una risposta in questo senso. Con il ministro anche il presidente dell'Istituto per il commercio con l'estero. A Matteo Zoppas chiederemo qual è il futuro dell'esportazione dei prodotti agroalimentari nel Veneto e anche la tutela del Made in Italy nel mondo. Presenti anche le associazioni degli agricoltori e in particolare il presidente di Coldiretti Ettore Prandini. Al centro qualche settimana fa di forti polemiche con l'onorevole Dalla Vedova di Più Europa sul decreto legge che vieta in Italia la produzione di carne sintetica. A Ettore Prandini chiederemo cosa ne pensa della carne sintetica. Poi abbiamo il presidente CIA Veneto Passerini, il presidente Confagricoltura Veneto Ludovico Giustiniani, abbiamo tanti temi. Tra questi anche la gestione dell'acqua con i consorzi di bonifica. A Francesco Vincenzi, presidente nazionale dell'ANBI, chiederemo cosa ne è del settore irriguo in Veneto. Il Piave lo puliamo, no? Questa ghiaia la scaviamo, dobbiamo vivere sempre con l'ansia. Ministri, presidenti, rappresentanti di categorie ma anche la politica, per capire se le indicazioni di oggi diventeranno domani azioni in regione e soprattutto a Roma. A Flavio Tosi, coordinatore Veneto di Forza Italia, chiederemo la sua visione sul futuro dell'agricoltura in Veneto, magari con un'occhiata anche a tutta Italia.